I derby in quanto tali non hanno bisogno di grosse presentazioni e questo in particolare ha grossi significati non solo sul piano territoriale ma anche su quello del campo. Di fronte il Lascari Cefalù di mister Grimaudo e la super giovane Castelbuono di mister Marandano, in palio non solo la supremazia territoriale ma anche e soprattutto il terzo posto nella classifica del girone B di promozione, alle spalle di due autentiche corazzate come la capolista Geraci e l'immediata inseguitrice, ovvero l'Aspra. Il tutto di fronte ad una cornice di pubblico eccezionale, oltre 800 persone al Santa Barbara per assistere a questo derby, un derby che non si accenderà molto presto ma che vivrà una grande emozione. Al minuto 24 rimessa Lascari, la palla che viene deviata sulla testa di Peppe Fazio, che a porta sguarnita deve solo depositare in rete. Minuto 24, vantaggio Lascari Cefalù con la firma del capitano, del numero 10 della formazione di mister Grimaudo, che fa esplodere il pubblico di fede cefaludese. E poi al minuto 36, stessa azione però dall'altra parte sulla destra, una rimessa laterale con una spizzata verso Mocciaro, che a differenza del suo compagno di reparto non riesce a depositare in rete. Di fatto le occasioni del primo tempo si riducono a queste due grandi chance per la squadra di casa, ma nella ripresa scende in campo una super giovane Castelbuono decisamente più pericolosa, a partire da questo calcio di punizione di Rosselli che sorvola non di molto la traversa, ma attenzione a questa opportunità con il cross per la testa di Rosone e battuto fiducia, la palla però sbatte sulla traversa. 5 minuti dopo, altra occasione, questa volta da calcio piazzato, Rosselli dipinge, Rosone ancora di testa, la palla questa volta sorvola la traversa. Un paio di minuti dopo il Lascari avrà una grande opportunità per raddoppiare, grande giocata ancora di Fazio ad armare i compagni del reparto offensivo. Si muove Sferruzza, si muove soprattutto Mocciaro, che riceve all'altezza del dischetto. Il terreno di gioco zuppo d'acqua ne frena la conclusione, ma attenzione a quello che succede adesso. Minuto 70 col colpo di testa che non inquadra la porta, ancora attacca il Lascari, c'è poi un tocco con la mano, il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore al Lascari Cefalù. Dal dischetto si presenta come di consueto il bomber Sferruzza, che attende il fischio dell'arbitro prima di partire con la rincorsa e con il destro che spiazza il portiere porta sul 2-0 il Lascari Cefalù. Esultanza liberatoria, maglia lanciata sul terreno del Santa Barbara che vale un'ammonizione, ma vale soprattutto il gol del 2-0. La super giovane Castelbuono però non molla e non muore, c'è questa azione sulla destra con la palla messa al centro all'indirizzo di Di Salvo, tapin al volo vincente davanti a fiducia. Minuto 77, si riapre il derby con il gol da parte di Di Salvo, che restituisce una piccola fiammella di speranza alla squadra dello squalificato Marandano. Al minuto 83 però c'è questo calcio di punizione in favore del Lascari Cefalù, la pazza idea di Peppe Fazio che calcia da distanza siderale, palla che sorvola di poco la traversa. Ed è di fatto questa l'ultima opportunità, perché la preghiera della super giovane si spegne tra le braccia di fiducia prima dei tre fischi più attesi del pubblico del Santa Barbara. Vince il Lascari Cefalù, che adesso è da solo al terzo posto della classifica del girone B di promozione. Da Sportissimi è tutto, alla prossima!